Scusatemi, ma vengo da una giornata e un pomeriggio di lezioni, perché avevo un corso anche oggi pomeriggio e quindi la mia voce è addio. Però effettivamente oggi parliamo di qualcosa di gotico. Chi è stato alla presentazione del mio collega Alessandro Di Paoli avrà notato che effettivamente la serata l'altra volta si prestava molto di più, perché c'era un temporale terribile, pioveva, era buio, tempesta. Oggi invece splende il sole e come atmosfera non ci siamo. Però spero di portarvi un po' di atmosfera gotica, insomma, con le mie parole. Oggi parliamo di Un'estate buia e tempestosa, che è un titolo che ho scelto perché vi richiamerà Era una notte buia e tempestosa, ma in questo caso non si parla di notte, si parla di qualcosa di più. Parliamo di Mary Wollstonecraft Godwin, che al secolo è nota come Mary Shelley ed è la famosissima autrice di Frankenstein, un testo che in realtà è un po' sfuggito di mano alla sua autrice. Quando la collega Rita mi ha introdotta, mi ha detto: ho tenuto un corso sulle varie rimediazioni, cioè su come Frankenstein è cambiato nel tempo. Dovete sapere che Frankenstein è un caso veramente particolare, in quanto la maggior parte di noi conosce questo personaggio, ma non lo conosce. Perché quando noi pensiamo a Frankenstein, tendenzialmente la prima immagine che ci viene in mente è la prima in alto, mostro gigante con delle strane protuberanze metalliche, verde, di base piuttosto stupido. Ma Frankenstein non è assolutamente il mostro, Frankenstein è il creatore del mostro. E questo è un quiproquo che è nato dalla fama che poi ha avuto quest'opera nel cinema. Ha avuto una grande fama in realtà all'inizio nel teatro, già ai tempi di Mary Shelley, tant'è che Mary Shelley stessa ha commentato sulla versione teatrale della sua opera ed era anche piuttosto contenta perché nella trascrizione, insomma, della sceneggiatura, la sua creatura era senza nome e al posto del nome c'erano solo delle lineette che indicavano che non c'era appunto un nome, perché appunto Frankenstein è la storia di una creatura, non solo del suo creatore, che è qualcosa che è un po' ritornato. Se qualcuno ha visto Povere Creature, l'attrice ha vinto l'Oscar 2 giorni fa, ieri l'altro, come miglior attrice protagonista, Emma Stone, ed è una rivisitazione di Frankenstein, non è la storia di Frankenstein, ma è ampiamente ispirata a Frankenstein, tant'è che è così ispirata a Frankenstein che è la storia di questa creatura, diciamo, che viene creata in qualche modo, questa creatura femminile in questo caso, che a cui viene data una seconda chance, una seconda vita da parte di uno scienziato, che è un po' uno scienziato pazzo, diciamo, comunque sicuramente qualcuno che ama giocare con la vita e con la morte, il cui nome è Godwin. Il nome del papà di Mary Shelley era Godwin. Quindi è proprio una, diciamo, chiara citazione. Ma oggi non parleremo di come Frankenstein è cambiato nel tempo, vi parlerò di come è nato Frankenstein. E ci sono tutti questi elementi che lo rendono, diciamo, un argomento secondo me molto interessante. Spero, nonostante qui ci siano delle insegnanti di inglese, purtroppo per me, che possano giudicare tutto ciò che dico, spero che alla fine di questa lezione potrete andare a casa e dire: ho scoperto una cosa che non sapevo. Almeno una, spero, vi chiederò a fine insomma, conferenza. Parliamo di una fuga d'amore, un'eruzione vulcanica, un anno senza estate, la sfida di un lord e un incubo. Vediamo se le sapevate tutte. La prima, ecco la più interessante, è la fuga d'amore. Qui vedete che c'è una immagine di Mary con la persona con cui effettivamente farà la fuga d'amore. Ma partiamo da prima. Chi è Mary Shelley? Mary Shelley è la figlia di queste due persone, Mary Wollstonecraft e William Godwin, entrambi delle superstar del post-illuminismo inglese. Sono due persone, due intellettuali che hanno veramente lasciato un segno nella storia inglese e nel pensiero inglese. Lei è una protofemminista, una donna che scrive la rivendicazione dei diritti dell'uomo e poi la rivendicazione dei diritti della donna in un periodo
storico in cui i diritti della donna erano qualcosa che nemmeno nella rivoluzione francese veniva considerata. Una donna che, appena scoppia la rivoluzione in Francia, va in Francia, incontra un americano, rimane incinta di questo americano e partorisce nel pieno del terrore di Robespierre, un inglese in territorio francese, quindi sicuramente non ben vista, e riesce a scappare dalla Francia facendosi praticamente metà Francia, lei, la figlia e la sua, diciamo, nutrice, fino ad arrivare in Inghilterra. Quindi una donna molto coraggiosa, una donna che ha un pensiero assolutamente innovativo per l'epoca. Lei sostiene che una donna non può vivere nelle condizioni deplorevoli in cui è lasciata, senza educazione, senza una vera educazione, in cui viene valutata solo per la bellezza estetica, per quello che può dare come, diciamo, contorno diciamo, nella casa, non può essere diciamo, tenuta in una gabbia dorata e contenta della sua prigione. A una donna devono essere dati i mezzi per studiare. William Godwin è un radicale, quindi una persona che sicuramente aveva delle idee al tempo considerate estremamente scomode, aveva delle idee più che altro piuttosto anarchiche, non credeva nel matrimonio, non credeva nello Stato, credeva ben poco, insomma, nelle grandi leggi, ma credeva molto in dei valori morali che ispirano fortemente il romanticismo inglese, soprattutto la seconda generazione di poeti romantici. Questi due, insomma, si conoscono, lei rimane incinta e decidono di sposarsi per non far nascere la figlia nello scandalo, sostanzialmente, anche perché sarebbe stata una figlia illegittima. Quindi, nonostante Godwin non credesse nel matrimonio e anche Mary ci credesse ben poco, si sposano. Mary nasce nell'agosto 1797 e leggete qui, spoiler, che è anche l'anno in cui muore la madre. Non solo è l'anno in cui muore la madre muore 10 giorni dopo la nascita della figlia. Sappiamo anche perché. La nascita in realtà non è una nascita particolarmente problematica. La signora aveva già una figlia, nata dal famoso avventuriero americano di cui si era invaghita in Francia, con cui poi aveva avuto una figlia durante il terrore di Robespierre, ma ai tempi, purtroppo, c'era una mortalità estremamente alta dovuta al parto, quindi 7 donne su 10.000 nati vivi morivano. Non morivano tanto di parto, come sì, ma molte morivano perché i medici magari rimuovevano la placenta o altre, insomma, lavoravano su di loro senza lavarsi le mani. Questo creava appunto infezioni. Infatti Mary Wollstonecraft muore di febbre puerperale, che è come dire setticemia, 10 giorni dopo la nascita della figlia. La figlia, che viene chiamata come lei, Mary, infatti si chiamerà Mary Wollstonecraft Godwin. Quindi in qualche modo già nel suo nome questa bambina ha l'essenza di entrambi i suoi genitori, perché ha il nome della madre e il cognome del padre, e c'è una forte aspettativa su questa bambina, una forte aspettativa che viene esplicitata da subito dal padre, che ha perso la donna che amava, ma che comincia da subito a rivedere questa donna che ha perso nella bambina. Infatti è una bambina che nasce e viene educata in un contesto estremamente innovativo per l'epoca, perché casa di Godwin è una casa in cui attorno a cui gravitano tutti gli intellettuali dell'epoca, i più importanti. Non a caso un amico di Godwin è il poeta Coleridge, della prima generazione dei poeti romantici. Ma ci torneremo. Quindi, cosa succede? Nel 797 muore la madre e 4 anni dopo il padre decide di risposarsi. Si sposa con una vicina di casa, una donna dal passato abbastanza fumoso, che però è molto scaltra e riesce, diciamo, a intrufolarsi nella vita di Godwin in maniera rocambolesca, potremmo dire, e riesce a convincere un uomo assolutamente contrario al matrimonio a sposarsi una seconda volta, e stavolta senza neanche la questione del figlio in arrivo, perché se la prima volta il matrimonio era stato, diciamo, un matrimonio riparatore, la seconda è proprio lei che lo convince di aver bisogno di una donna. E da un lato
forse Godwin anche immagina di poter dare una madre a questa bambina di 4 anni, che fino a quel momento è stata cresciuta grazie alle amiche della madre, che si erano un po', diciamo, affaccendate attorno a lei per darle comunque qualche stabilità. Questa donna diventa la sua matrigna, quindi Mary, come una novella Cenerentola, si ritrova la matrigna, una sorellastra e un fratellastro. La matrigna si chiama Mary Jane Clermont. Jane Clermont è la figlia, la sorellastra, che è un anno più giovane di Mary, quindi hanno quasi la stessa età, e il fratello è Charles Clermont. Questa donna ha un passato così fumoso che i 2 figli che ha sono figli di padri diversi. Lei risulta vedova, ma non si capisce bene di chi. È, diciamo, una signora dal passato molto interessante. Arriva poi un altro bambino, William Godwin Jr., figlio della matrigna e di Godwin, e abbiamo poi un'altra bambina, la famosa bambina nata in Francia dall'avventuriero americano Fanny, che viene adottata da Godwin e trattata sostanzialmente come se fosse una figlia sua. Un po' perché, così come Mary, anche questa bambina è tutto quello che gli rimane della moglie morta, di cui era estremamente innamorato. Per cui abbiamo soprattutto un albero genealogico, una situazione familiare piuttosto complicata. Così complicata che Mary, diciamo, comincia a mal sopportare la matrigna, che viene definita a woman I shudder to think of, una donna al cui pensiero tremo in qualche modo, perché è evidentemente desiderosa non solo di prendere il controllo di quella che è la vita del marito e delle finanze, peraltro facendo un gran bene perché Godwin è un filosofo ma non è molto oculato in quanto a spese, quindi lei lo costringe sostanzialmente a mettere in piedi una casa editrice, una libreria, e non solo, si parla appunto del fatto che la figlia Jane viene in qualche modo messa davanti a Mary quando si tratta di prendere lezioni, avere tutori. Mary è lasciata un po' a se stessa. La fortuna di Mary è che è una bambina estremamente intelligente ed è una bambina circondata da un circolo di intellettuali tale che anche solo assistere in qualche modo alle riunioni che avvengono a casa del padre la mette in una posizione di privilegio rispetto alla maggior parte delle donne dell'epoca, che invece non venivano assolutamente portate a quel tipo di riflessione. C'è un libro di Sandra Gilbert che parla un po' della situazione di Mary e dice: Mary Shelley's only real mother was a tombstone. Ed è vero che la vera madre di Mary è una lapide. Perché? Perché Mary trova rifugio spesso nel cimitero in cui è sepolta la madre. Non solo, fin da piccola viene accompagnata dal padre a far visita alla madre. Si dice addirittura che abbia imparato a leggere tracciando il nome della madre, le lettere del nome della madre sulla lapide. Quel luogo per lei diventa un luogo di comunione in qualche modo con la madre morta. E è veramente molto gotica come immagine di questa bambinetta che impara a leggere tracciando insomma, la scritta sulla tomba, sulla pietra tombale della madre. Ed è un luogo in cui sempre più si rifugia da quando il padre appunto si risposa, perché per lei quello è un luogo solo suo e di sua madre. La matrigna non la cerca lì e quindi lei comincia a farsi lunghe passeggiate fino alla chiesa e al cimitero in cui la madre è sepolta, rimanendo lì a lungo in qualche modo, riflettendo e leggendo. Quindi la sua cultura in parte è dovuta alle frequentazioni del padre, ma in parte è dovuta anche al fatto che lei si ritira in questo cimitero per leggere. Mary trascorre veramente molto tempo presso la tomba di sua madre e studia incessantemente le opere della madre, cerca di trovare un contatto con la madre attraverso lo studio di quello che sua madre aveva scritto, quindi la rivendicazione dei diritti della donna soprattutto, ma anche di diari. Dovete immaginarvi che questa è una famiglia che scrive tantissimo. Noi sappiamo di tutti questi succosi dettagli o anche gotici orribili dettagli perché è una famiglia che scrive, tiene diari, è una famiglia che ama molto raccontarsi anche quando non è proprio il caso. Ad esempio il signor Godwin decide di fare un grande gesto romantico dopo la morte della prima moglie, la madre di Mary, scrivendo una storia della sua vita. Il problema è che ci include anche dettagli estremamente
privati, come la sua avventura con l'americano, vi ricordate? Che al tempo era meglio lasciare insomma, lavarli in casa i panni sporchi, non esporli al pubblico, e invece no, lui li espone, ben felice di raccontare a tutti quanto fosse interessante la povera fu Mary Wollstonecraft, e invece nessuno si sorprende, viene molto criticato, tant'è che venne diciamo, fatta cadere una pessima luce su tutta la famiglia e ci furono problemi economici anche per questo motivo, proprio perché lui aveva pubblicamente dichiarato delle diciamo, di avventure e peripezie che a noi sembrano estremamente avventurose, ma che ai tempi chiaramente erano solo malviste. E questa è una famiglia dove tutti scrivono molto. Si scrivono lettere, scrivono diari, riportano avvenimenti, quindi sappiamo di veramente tanto di quello che accadeva fra queste quattro mura proprio grazie alla passione per la scrittura che era già così evidente anche in Mary da giovane. E studiando incessantemente le opere della madre e del padre possiamo dire che Mary è come se avesse letto la sua famiglia, non tanto conosciuto la sua famiglia. Lei assorbe le idee dei genitori attraverso i loro scritti. Chiaramente Godwin è ancora lì, ma non ha poi molto tempo, e sappiamo che appunto il cimitero era decisamente il luogo in cui lei leggeva di più. Lei dice: "The memory of my mother has always been the pride and delight of my life", quindi il ricordo è sempre stato il vanto e la gioia della mia vita. L'ammirazione degli altri per lei è stata la causa della maggior parte della mia felicità. La sua grandezza d'animo e il notevole talento di mio padre mi hanno costantemente ricordato che avrei dovuto discostarmi il meno possibile da chi mi aveva generato. E qui sentite il peso dell'eredità di Mary, perché Mary è una giovane donna che vive all'ombra sostanzialmente del ricordo della madre e della grandezza del padre, che è ancora un filosofo molto stimato, benché anche molto criticato per i motivi che vi dicevo e per le idee abbastanza radicali che presentava ai tempi. Considerate che ci troviamo agli albori del 1800, non siamo ancora nell'epoca vittoriana, ma comunque siamo ai tempi dei romanzi di Jane Austen. Se qualcuno di voi ha letto Orgoglio e Pregiudizio si ritroverà moltissimo a breve. Allora, abbiamo quindi un senso di, in qualche modo, vicinanza con la madre morta, ma anche di aspettativa forte di tutti nei confronti di questa bambina, che anche per il padre deve essere in qualche modo la somma delle migliori qualità sue e della donna che amava e che è morta. La casa di Godwin, perché è sicuramente un luogo estremamente interessante in cui vivere per via delle frequentazioni del signor Godwin, decisamente non deve essere stato un buon posto per crescere, per essere dei bambini. Samuel Taylor Coleridge, in uno dei suoi diari, dice che "The cadaverous silence of Godwin's children is quite catacombish", che è come stare in una tomba. I bambini sono silenziosi come sostanzialmente dei fantasmi, dei cadaveri, perché viene insegnato loro che gli adulti non si disturbano. Godwin è un filosofo, lui scrive, non può vivere in una casa in cui i bambini fanno i bambini. Quindi possiamo immaginare Fanny, Jane, Mary e i fratelli in assoluto silenzio, in attesa che qualcosa venga detto loro, in una casa dove persino Coleridge, insomma è un estraneo, si sorprende nel vedere quanto bravi e silenziosi sono i bambini. Quindi immaginatevi un ambiente familiare in cui c'è questa, diciamo, aspettativa un po' opprimente nei confronti, insomma, soprattutto di Mary, perché a differenza degli altri bambini che sono lì, Mary è figlia sia di Mary Wollstonecraft che di William Godwin, quindi è proprio il frutto, dovrebbe essere intellettuale più che familiare, di questa intesa tra questi due grandi menti. Però succede qualcosa. Prima di tutto succede che Mary viene mandata per 2 volte in Scozia, perché non va d'accordo con la matrigna, e per, diciamo, stemperare la tensione il padre cosa fa? La manda da amici. Un altro dei motivi per cui viene mandata lì è anche questa strana malattia, che a quanto pare era una sorta di malattia della pelle, che la sfigurava il braccio, lei doveva girare col braccio fasciato continuamente, e secondo la matrigna spaventava i clienti della libreria.
non sappiamo se fosse vero, ma sicuramente viene mandata via per guarire in Scozia, che non è proprio il migliore dei climi, però c'erano degli amici che lo aspettavano gratuitamente, quindi sicuramente era un ottimo posto dove andare. Mary viene mandata lì per 2 volte, ma al suo ritorno dalla seconda, diciamo, spedizione scozzese è il 1814 e reincontra Percy Shelley. Percy Shelley dico che lo reincontra perché si erano in realtà già incontrati 2 anni prima. Nel 14, vedete, Mary ha 16 anni, 2 anni prima ne aveva 14, quindi era ben poco interessata al gentile ospite a cena. Percy era a cena da loro quel giorno perché era estremamente affascinato dalla filosofia di Godwin. In ogni caso, nel 14, al ritorno dalla Scozia, Mary rincontra questo giovane, un giovane estremamente di bell'aspetto, a cui era già stata presentata e che visitava di frequente la casa dei Godwin, perché appunto voleva avere come mentore William Godwin. Per cui era certamente uno degli ospiti più assidui. Quindi Percy ha 22 anni e Mary ne ha 16. Parliamo di Percy, che era Percy Shelley. Percy Bysshe Shelley, nato nel 1792 nel Sussex, a Horsham, l'ho scoperto quando sono andata a farci la ragazza alla pari, dove c'è la tomba di Jane Austen e il luogo di nascita di Percy Shelley, e non lo sapevo, dirti. È il primogenito di un baronetto, quindi non ha un titolo, ma lo erediterà, perché è il primogenito, quindi se lo aspetta. Ed è anche un cattivo ragazzo. Viene espulso da Oxford perché scrive un pamphlet, un opuscolo sulla necessità dell'ateismo, in un periodo storico dove l'ateismo, 1, è illegale, e 2, persino Locke, che ha scritto una lettera sulla tolleranza, dove veramente era tollerante verso tutti, persino Locke escludeva gli atei, anche i cattolici, a onor del vero. Gli atei cattolici per Locke non erano persone di cui fidarsi. I cattolici perché c'era il Papa, che era un sovrano straniero, e quindi non potevi fidarti di uno che dava la sua fedeltà a un sovrano straniero, e gli atei perché su cosa giura un ateo? Come puoi fidarti di una persona che giura su niente? Perché non ci crede. E quindi il suo pamphlet sull'ateismo viene certamente mal considerato e gli provoca l'espulsione da Oxford. Il problema qui ovviamente non è che lui l'abbia scritto, è che sia stato così sciocco da firmarlo, perché di opuscoli sull'ateismo era piena all'università, perché ovviamente erano idee che cominciavano a circolare, soprattutto post-rivoluzione francese. Il problema era che ci ha messo nome e cognome e quindi l'hanno immediatamente espulso. E è un cattivo ragazzo, certamente non un bravo ragazzo, perché trova una giovane sedicenne molto graziosa, la rapisce letteralmente dalla scuola in cui è, scappano in Scozia, cosa molto popolare ai tempi perché in Scozia ci si poteva sposare senza l'approvazione dei genitori, e se la sposa e hanno anche un figlio, una figlia in realtà. Lui è affascinato dagli ideali di Godwin, che era una persona estremamente interessante effettivamente ai tempi, e quindi comincia a frequentarlo. Chiaramente i genitori di Percy non approvano il suo modo di essere così radicale, certamente non approvano la sua espulsione, non approvano neanche che scappi con una ragazza che non hanno scelto, però diciamo che possono farci poco finora perché comunque è il primogenito, dunque continuano a finanziarlo per il momento, nonostante lo disapprovino fortemente. Percy incontra Mary, ovviamente frequentando casa di William Godwin, la vede spesso, e immediatamente scatta la scintilla. E lui subito comincia a tessere nelle lodi. The originality and loveliness of Mary's character was apparent to me. I don't think that there is an excellence at which human nature can arrive that she does not indisputably possess. Quindi proprio una lode sperticata di questa ragazza che è un'eccellenza in tutto. Ed effettivamente per Percy lei è perfetta, una donna che è quasi sul pari intellettuale, ma che comunque pende dalle sue labbra, perché lui è più grande, lui è più esperto del mondo, quindi per Mary è estremamente interessante avere a che fare con Percy.
cosa succede? Cominciano a fare delle passeggiate dove? Al cimitero ovviamente, perché dove volete andare a fare la passeggiata romantica? Vanno a trovare la mamma morta di lei, che più gotico di così si muore. No, non è vero, diventerà più gotico ancora. Si incontrano, fanno le passeggiate al cimitero e il padre inizialmente non pensa ci sia niente di male, d'altronde stanno andando al cimitero, cosa mai potrà essere successo al cimitero? Niente, saranno andati a pregare sulla tomba. E non sono neanche da soli, a dire la verità, perché sono quasi sempre accompagnati dalla sorellastra di Mary, la famosa Jane, la figlia della signora Mary Jane, che si è sposata al padre. E questa presenza c'è già da subito e continuerà a esserci, quindi ricordatevi di questa cosa, che erano anche accompagnati, ma evidentemente la sorellastra non era questo grande, diciamo, chaperon, questo grande accompagnatore, e quindi lasciava fare il bello e cattivo tempo, si girava dall'altra parte, faceva un altro giro. Fatto sta che si innamorano e il 26 giugno Godwin lo cita nel suo diario. Shelley accompagnò Mary e sua sorella Jane Claremont alla tomba della madre di Mary a 1 miglio da Londra. Fu lì a quanto pare che lei, a proposito di sedurla, tradirmi e abbandonare sua moglie, gli bagnò in mente per la prima volta. Ed ecco qui la fuga d'amore. Perché? Cosa succede? Beh, Godwin inizialmente viene a sapere di questa cosa da Shelley stesso, perché Percy è così convinto di avere a che fare con un uomo di ideali altissimi, che non crede nel matrimonio, che lo va a dire. Si reca da Godwin e gli dice: vorrei che tuo figlio fosse la mia amante, io sono già sposato, ma è come un matrimonio di anime, noi ci amiamo, lascia che la porti via. Godwin, che come ricordate era assolutamente contrario al matrimonio, gli dice no, perché con mia figlia no, cioè io non credo nel matrimonio, ma mia figlia la dovresti sposare. Quindi mette Mary in punizione, grounded, come si dice in inglese, la chiude in camera, dice non puoi uscire da qui, ok? Questa casa non è un albergo, e ovviamente litiga con Percy. Il litigio con Percy è un po' problematico, perché Percy gli aveva promesso dei soldi, 1200 sterline più o meno, che ai tempi era una bella sommetta, e Godwin ha qualche debituccio da saldare, quindi ci litiga, però non ci litiga proprio troppo, perché sa. Insomma, però gli impedisce di vedere la figlia. Ma sono due giovani innamorati? Potrà una porta chiusa impedire loro di vedersi? No, infatti con la complicità della sorellastra scappano di notte fino a raggiungere dove? Prendere un'imbarcazione per Calais e andarsene in Francia. Fa una fuga d'amore, la si fa bene. E ovviamente, dato che non c'è abbastanza gotico in questa storia, scoppia una tempesta. La nave quasi affonda. Mary sta malissimo per tutto il tempo e continua a vomitare anche l'anima, povera ragazza, perché appunto la nave è squassata da questa tempesta, temono per la loro vita. E questo è un passaggio tratto dal diario di Mary Shelley, ma è un passaggio che non è scritto da Mary Shelley, perché il diario di Mary Shelley diventa un diario a due mani. Ed è molto bello vedere come questi due scrittori, entrambi, in qualche modo si compenetrano all'interno dei loro scritti, al punto che le grafie diventano quasi difficili da distinguere l'una dall'altra. Ci sono studi su quale effettivamente sia un appunto di Shelley e quale sia invece un appunto di Mary. Qui sappiamo che l'appunto è di Shelley perché descrive il fatto che Mary è sostanzialmente moribonda per via del mal di mare. Ma arrivano direi giusto in tempo a vedere l'alba. Suddenly the broad sun rose over France. E quindi il sole sorge sulla Francia ed è questa immagine di rinascita molto potente che ho sottolineato con questo dipinto di Turner che è un contemporaneo, in cui c'è questo punto di Percy che parla, questo sole che improvvisamente dopo la tempesta si fa largo sulla Francia e loro vedono appunto questa terra di libertà. Immaginate quanto potente potesse essere per loro l'idea della Francia, la Francia della rivoluzione francese, la Francia della libertà, egalité, fraternité, la Francia che
era lo spauracchio dell'Inghilterra ai tempi. Immaginatevi la tradizione inglese della monarchia, al pensiero che oltre Manica il re l'avevano decapitato, e non in modo pulitino, ben fatto, come avevano fatto nella gloriosa rivoluzione loro. No, un fattaccio di sangue orribile, un sacco di gente ghigliottinata, non stava bene. Quindi la questione della rivoluzione è proprio molto forte in questi animi giovani, perché la vedono con occhi idealistici, cosa che invece aveva già portato molta disillusione nella generazione precedente, come quella di Godwin, come quella della madre stessa di Mary. Vedevano questa rivoluzione come un fallimento di certi ideali in cui avevano fortemente creduto. Ma per loro la fuga in Francia è il coronamento del sogno d'amore. Nella prossima slide c'è una cosa da ascoltare. È la lettura del passo di diario che vi ho citato. Suddenly, the broad sun rose over France. France, Friday, 29th. I said, Mary, look, the sun rises over France. We walked over the sands to the inn. We were shown into an apartment that answered the purpose both for the sitting and sleeping room. Mary was there. Shelley was also with me. E questa ve l'ho messa così per farvi vedere come a un certo punto Percy scrive Mary was there e lei aggiunge Shelley was also with me. E questo era il primo appunto in questo diario a due mani in cui loro due si scrivono l'uno all'altra e scrivono il diario, perché vi ricordo che, come vi avevo detto, questa è una famiglia che scrive tantissimo, che si scrive, che si descrive, quindi abbiamo tantissimo materiale. Lo stesso romanzo Frankenstein ha tantissime revisioni di Shelley all'interno, proprio perché era un linguaggio d'amore loro, quello della scrittura. E considerate che questo avveniva mentre loro erano letteralmente nello stesso posto allo stesso momento, quindi avevano desiderio di scriversi anche se non erano lontani, come invece potremmo immaginare sia ad esempio con una lettera. Quindi questo diario a due mani secondo me è un perfetto paradigma di quella che era la loro storia d'amore, una storia molto letteraria, estremamente letteraria. Ma purtroppo non c'è solo romanticismo. In the evening, Captain Davidson came and told us that a fat lady had arrived who had said that I had run away with a daughter. Chi arriva? La matrigna. Scappano, ma appena, cioè sul filo di lana riescono in qualche modo a farcela, perché la signora arriva, ma è troppo tardi perché hanno passato la notte assieme. Mary è rovinata, la sua reputazione è irrecuperabile. Si sono ovviamente tenuti assieme sulla nave, ma hanno firmato assieme in hotel. Questo è quello che li condanna. I nomi di entrambi risultano sui registri dell'hotel. Questa cosa non si può cancellare, anche se Francia è abbastanza vicina all'Inghilterra purtroppo, e questo è impossibile da cancellare, è un'onta impossibile da dimenticare. Ma la matrigna di Mary riesce ad arrivare e in realtà il dubbio è che non sia lì per Mary, perché I ran away with a daughter, il dubbio che viene al lettore di oggi è che non si stia riferendo a Mary, perché Jane è con loro. Non sono scappati da soli, sono scappati in tre. È scappata Mary, è scappato Percy e si sono portati dietro la sorellastra, che ha fatto il viaggio con loro, era con loro in hotel e che viene quasi convinta dalla madre a tornarsene indietro. D'altronde lei in questa fuga non dovrebbe c'entrare niente, non dovrebbe essere lì. La madre cerca di far presa su di lei. Percy invece è contrario, dice non dovresti dare ascolto al pathos di tua madre, quasi la redarguisce perché dice che dovrebbe ascoltare i valori della rivoluzione francese e effettivamente emanciparsi. Ai tempi, per una giovane donna non sposata e che vorrebbe sposarsi e avere la prospettiva di non essere una zitella per la vita, la reputazione era tutto. Senza reputazione la famiglia è rovinata. E qui vi richiamo Orgoglio e Pregiudizio. Forse vi ricordate, se l'avete letto, che a un certo punto la sorella un po' sciocchina della protagonista
decide di scappare con Mr. Wickham, che è questo soldato, un malvivente sostanzialmente, che se la porta via, presumibilmente per sposarla, ma non è nemmeno detto. La famiglia è distrutta, le prospettive di matrimonio di tutte le altre sorelle sono rovinate per sempre. È solo Mr. Darcy che salva la situazione riabilitandosi agli occhi della protagonista, perché altrimenti tutta la famiglia sarebbe in rovina per colpa della sconsideratezza di una figlia. Qui purtroppo non c'è nessun Mr. Darcy che interviene, arriverà un Lord Byron a caso, però non sarà assolutamente una forza positiva nella storia. E quindi abbiamo questa fuga a 3. E questa pesante presenza della sorella purtroppo sarà una costante nella vita di Mary Shelley. Si dice che anche la sorella fosse un po' invaghita di Percy. Questa sorellastra sicuramente aveva preso dalla madre. Perché a differenza di Mary, che è intelligente ma un po' ingenua in certe faccende, invece Jane in qualche modo sa come attirare l'attenzione di un uomo, soprattutto di un uomo come Percy, che in quanto poeta romantico aveva proprio tanto bisogno di essere al centro dell'attenzione. Ma per Mary questo è il sogno della vita, è innamoratissima, è scappata, è in Europa, vede delle cose fantastiche. I was acting in a novel, it was being an incarnate romance. Era come essere un romanzo incarnato, era vivere in un romanzo. Lei si sente veramente felice. Passano 6 settimane e finiscono i soldi. E lì sono costretti a tornare indietro, a tornare a casa. E effettivamente, purtroppo, la matrigna di Mary, a ben pensarci, aveva ragione. Perché la matrigna di Mary aveva in qualche modo già preconizzato un futuro non felice per la coppia e aveva cercato di convincere sua figlia a tornare. E ricordiamo che la madre di Mary veniva da un passato piuttosto fumoso, che probabilmente le aveva dato ben la misura di quali fossero le reali, potenziali problematiche che una donna doveva affrontare se rinunciava alla protezione della rispettabilità. E qui effettivamente questi problemi poi si palesano. Lei sicuramente era cosciente della pericolosità di questa fuga romantica e aveva sperimentato direttamente il costo della perdita di rispettabilità, tant'è che aveva dovuto inventarsi un marito morto che probabilmente non esisteva. Con Godwin si sposa 2 volte, una dando il suo nome da donna, da vedova, e un'altra volta dando il suo nome da nubile, che nel caso del primo matrimonio fosse stato annullato perché non era davvero vedova, il secondo sarebbe stato valido. Lo fanno in 2 parrocchie diverse di Londra. Quindi era una donna che insomma sapeva il fatto suo, ma Mary è innamorata, piena di belle speranze. Purtroppo Mary Jane, la matrigna, aveva ragione. Fanny, la sorella di primo letto di Mary, quella figlia dell'americano, si suicida 2 anni dopo perché le sue prospettive sono state completamente rovinate. Era una ragazzina molto timida, non particolarmente bella, già non aveva grandi prospettive nella vita. Si suiciderà, la troveranno morta in un albergo 2 anni dopo. Allora si comincia a fare del gossip, a mormorare che Godwin ha venduto le 2 figlie a Shelley per 1500 sterline, perché ovviamente sono partite entrambe con questo giovane sposato con un'altra, quindi si mormora il peggio. Il fratellastro, il piccolo William, vi ricordate, nato dalla nuova relazione, fugge di casa, evidentemente prende a esempio le sorelle, per fortuna lo ritrovano dopo un paio di giorni, sano e salvo. E Jane, adesso scopriremo cosa sarà invece di Jane, che è la sorellastra che si è unita alla fuga d'amore. Quindi abbiamo un ritorno in Inghilterra nel 1814 perché i soldi finiscono e purtroppo Percy deve scappare dai creditori. Letteralmente si vedono un giorno a settimana perché per legge c'è un giorno solo, la domenica, in cui i creditori non possono venire a bussarti alla porta per cercare di portarti in prigione per debiti, ed è la domenica. Quindi 6 giorni su 7 Percy li passa a scappare, a nascondersi in giro, e un giorno a settimana va a trovare la famiglia, la nuova famiglia. Nuova famiglia anche perché Mary rimane incinta così subito dopo, talmente subito dopo che ci sono davvero dei dubbi sul fatto che fosse rimasta incinta ben prima della fuga d'amore, però non si sa
anche perché il bambino nasce prematuro, la bambina nasce prematura e muore abbastanza presto, dopo 15 giorni. Quindi questo è un grave ovviamente peso su Mary, che aveva perso la madre, si sente anche inadatta come madre successivamente, quindi è sicuramente qualcosa che le pesa moltissimo. Qui c'è una citazione di Mary, per cui lei era nata, stata cresciuta per essere qualcosa di grande, quindi questo grande peso che lei sentiva verso la grandezza, verso l'essere degna di chi l'aveva preceduta, dei suoi genitori. Potete immaginare il dispiacere di Mary quando il padre le toglie il saluto, letteralmente non le parla più, la ignora, l'unico contatto che ha con la famiglia è tramite la matrigna, che lei non sopporta, quindi potete solo immaginare il dolore che ne deriva in questo momento. Perché? Perché Godwin si sente tradito sia dal discepolo che dalla figlia. E qui passiamo all'eruzione vulcanica. Ci rimarremo molto meno sull'eruzione vulcanica, ma ha a che fare con Frankenstein. Chissà se qualcuno di voi lo sa già, ma eruttò un vulcano in quell'anno, anzi l'anno prima, l'eruzione del Tambora nelle Indie orientali olandesi, 1815, quella che è stata definita l'eruzione vulcanica più potente della storia, così diciamo potente che le ceneri coprirono il cielo fino in Europa. Si dispersero in tutto il mondo le ceneri, si abbassarono le temperature globali, faceva già abbastanza freddino perché eravamo comunque alla fine della piccola era glaciale cosiddetta. C'è stata anche, penso se non ricordo male, la minor attività solare registrata negli ultimi 2 secoli. Tutto insieme crearono delle condizioni piuttosto freddine in Europa. Scarso raccolto, un sacco di gente che muore di fame, 100.000 persone muoiono di fame in Europa quell'anno, e si scrive di questo. Qualcuno di voi forse la riconosce, questa è la firma di Byron, che scrive: ho fatto un sogno che non era proprio un sogno, il sole splendente era ormai spento e le stelle vagavano nell'oscurità dello spazio, prive di raggi e senza meta, mentre la terra gelida oscillava cieca e spenta nell'aria senza luna. Il mattino veniva e se ne andava senza portarsi il giorno. Questo lo scrive nell'anno dell'eruzione. E continua, non pago perché ovviamente stiamo parlando di un poeta romantico. La terra era un solo pensiero, di morte immediata e ingloriosa, mentre la fame si cibava delle viscere, gli uomini morivano e le loro ossa e i corpi restavano insepolti, esseri scarni erano divorati da altri uguali. Come vedete era un periodo di carestia, periodo freddo, quindi pochi raccolti, e ovviamente questo portò a gravi problemi nella maggior parte dei paesi europei, anche in Inghilterra. E quindi ora capirete perché parliamo dell'anno senza estate. L'anno senza estate perché in quell'anno, nel 1816, l'estate fu freddissima. Fredda al punto da sembrare quasi un inverno, gelate, soprattutto nella zona del Canada e del Nord America ci furono gelate ad agosto, raccolti completamente distrutti, neve rosse che cadeva in Italia per via delle ceneri che scendevano, quindi dei fenomeni anche piuttosto spaventosi per qualcuno che non sapeva che c'era stata un'eruzione vulcanica, perché ai tempi non c'era la comunicazione globale che c'è oggi ed era avvenuto in un luogo molto lontano e difficile da raggiungere, quindi le informazioni non arrivavano. C'era semplicemente questa improvvisa oscurità, giorno e notte, pioggia rossa, gelate in periodi dell'anno che non dovevano averne. Questa che vedete è una bellissima villa che si trova in Svizzera, sul lago Ginevra, Villa Diodati, ed è il luogo in cui si trovano i nostri eroi nell'anno senza estate, The Year Without a Summer. Quindi, come vedete, penuria di cibo, questo è sempre Turner, sempre un dipinto che ci ricorda, insomma, come non solo brutture e orrori, ma anche bellissimi tramonti. Si dice i tramonti più belli mai visti perché erano rossi, infuocati, meravigliosi. Quindi soggiorno in Svizzera. Ma perché vanno in Svizzera? Jane ci mise lo zampino, perché Jane, la sorellastra, aveva, diciamo, delle ambizioni da attrice e aveva conosciuto Lord Byron e aveva avuto
piccolo flirt londinese, poi lui aveva deciso di andarsene dall'Inghilterra per via di certi scandali che lo stavano rincorrendo, tra cui appunto il fallito matrimonio con la moglie, da cui però in realtà qualcosa di positivo venne, perché venne Ada Lovelace, quindi se non altro qualcosa di positivo fece. Sapete chi è Ada Lovelace? Qualcuno vuole dirmi chi è Ada Lovelace? La prima programmatrice. Esatto, la prima programmatrice. Sapete perché fu spinta a studiare matematica? Nessuna donna studiava matematica all'epoca, dicevano che non ti faceva essere abbastanza fertile, non andava bene studiare matematica, no. L'utero è la matematica, ma la madre, che era sposata con Lord Byron, odiava così tanto i poeti dopo essere stata sposata con Lord Byron, che disse: mia figlia non studierà mai letteratura, le faccio studiare matematica. Quindi potete immaginare che fior di uomo era Lord Byron. E Jane di chi si invaghisce? Di Lord Byron. E sapendo che lui sta per andarsene in Svizzera, con uno stratagemma si fa dare l'indirizzo e si presenta lì 15 giorni prima insieme a Percy e Mary, che danno evidentemente corda. Forse Mary spera di scrollarsela dandole pasto a Lord Byron, non lo sapremo mai, ma affittano una villa lì, una villetta in realtà loro, e vengono subito a contatto con Lord Byron, che però non è solo. Vedete i ritratti, abbiamo Percy Shelley in alto, poi abbiamo Lord Byron in tutto il suo splendore, poi il suo medico John Polidori e Jane e Mary. Vedete, Mary e Jane sono molto diverse come donne, l'una bruna, l'altra strawberry blonde si dice, quindi rossiccia. E Lord Byron affitta questa villa dal 10 giugno al 1 novembre del 1816, scappando da una situazione inglese veramente molto problematica, matrimonio fallito, diciamo sospetti di incesto con la sua sorellastra, non si sa, e debiti che si era già procurato, nonostante, a differenza di Percy, lui avesse già ereditato il titolo, era l'ottavo barone Byron, era un lord, e quindi aveva già i soldi, ma evidentemente amava anche spenderli parecchio. Quindi si ritrovano tutti assieme appassionatamente, diciamo che vivono principalmente, cioè gravitano principalmente attorno a Villa Diodati, perché chiaramente è la dimora più lussuosa, quella presa in affitto da Byron, mentre invece gli altri tre si erano, diciamo, accontentati di un alloggio più modesto. E quindi Jane, detta Claire, poi la chiameremo Claire perché mentre è lì decide che Jane è un nome troppo banale, quindi comincia a pensare di chiamarsi Clara e poi Claire, perché suona Claire Claremont, ha un suono molto più chic, e ci sono proprio nei suoi diari le prove della firma. Ma ricordiamo quanti anni avevano queste ragazze, 17 e 18, quindi cosa facevate voi a 18 anni? Adesso guardo il mio studentessa là dietro, ma la vostra vita a 18 anni facevano più o meno le stesse cose, però ovviamente in modo più romantico e gotico. E quindi abbiamo questo quintetto. John Polidori, il cognome italiano perché aveva origini italiane, era il medico di Byron, che lui si era portato dietro perché Byron aveva insomma le sue magagne, tra cui il piede equino, per cui zoppicava dalla nascita, sostanzialmente aveva avuto un problema tendineo, e era lì per appunto quasi caso, in quanto accompagnava Byron, ma si trova immediatamente diciamo coinvolto in questi giochi letterari. Suo padre, Gaetano, che era italiano invece, era stato il segretario di Vittorio Alfieri in persona. Non solo, era stato il primo traduttore italiano del primo romanzo gotico che era Il castello di Otranto, scritto da Horace Walpole. Quindi aveva già un po' di gotico dentro di sé, possiamo dire, e si trova infatti in buona compagnia. E in quest'anno senza estate il tempo è inclemente. I temporali che ci fanno visita sono più maestosi e terrificanti che io abbia mai visto. Li osserviamo mentre si avvicinano dal lato opposto del lago, osservando i fulmini giocare tra le nuvole e le varie parti del cielo. Questo è il diario di Mary, quando racconta del suo soggiorno lì.
E immaginatevi un'estate in cui sostanzialmente sono costretti in casa dal freddo, dalle tempeste, addirittura parte del lago esonda, una parte di Ginevra viene sommersa perché piove tantissimo. E di cosa si parla quando piove, brutto tempo, storie di fantasmi e delle nuove teorie sul galvanismo. Grandi conversazioni in cui lei è un'ascoltatrice silenziosa, riporta solo di essere stata lì, fra Byron, Polidori e Shelley. Qui Polidori non è nominato, ma sappiamo dal diario di Polidori, che anche se lui scriveva parecchio, che invece era parte di queste conversazioni, e iniziano a leggersi questi racconti tedeschi, fantasmagoriana, di fantasmi, e poi iniziano a parlare di queste teorie. Il galvanismo, l'uso dell'elettricità per rianimare i corpi, facevano esperimenti sui condannati a morte cercando di rianimarli con l'elettricità, e parlano anche delle teorie di uno studioso che Darwin, che però non è il famoso Darwin che verrà più tardi, ma uno studioso del XVIII secolo che un po' scienziato, un po' necromante, amava riassemblare i corpi e cercare di ridargli la scintilla vitale, non riuscendoci. Però questi discorsi erano il pane quotidiano a Villa Diodati. E quindi abbiamo 3 elementi. Quarto elemento è la sfida di un lord, e sappiamo già di chi parliamo. Chi è il lord? È Lord Byron, idolatrato come un genio sregolato, magnifico e terribile, una persona che ovviamente è abituata alle feste, agli amori proibiti, che sostanzialmente nel vedere Jane che gli si butta addosso dice vabbè, è qui, letteralmente lo scrive alla sua sorellastra, quella con cui si presumeva avesse una storiaccia, è qui, io sono qui, però non era una grande storia d'amore, mettiamola così, ecco. Diciamo una persona estremamente riprovevole. Non a caso sarà l'ispiratore dell'eroe byroniano, e sappiamo bene che ovunque, in qualsiasi romanzo c'è un eroe byroniano, non va a finire bene. Vedi Heathcliff in Cime Tempestose? Se qualcuno vi dice eroe byroniano, non fategli conoscere vostra figlia o vostro figlio, nessuno. È la cosa più pericolosa che può capitarvi. E godeva delle critiche, era una persona estremamente piena di sé, era un egomaniaco sostanzialmente. Gli piaceva che si parlasse di sé, purché se ne parlasse, come avrebbe detto Wilde un po' dopo, e di lui si diceva veramente tutto, il contrario di tutto, e questo contribuiva alla fama delle sue opere. Ma davvero nessuno lo sopportava. Polidori, poveraccio, che diventa il suo medico, alla fine dice che è un corruttore dell'innocenza, un predatore insaziabile. È talmente stufo di Byron che, questo ve lo dico dopo. Vi dirò dopo cosa succede. Ma qual è la sfida? La sfida di Lord Byron è questa. Racconteremo una storia, scriveremo una storia di fantasmi, quindi la sfida letteraria, che effettivamente viene posta a tutti i presenti scrittori, quindi Jane non viene considerato. Questo è il motivo per cui Mary comincia a pensare a una storia da raccontare. Dunque, dei 4 che inizialmente avevano accettato la sfida di Lord Byron di scrivere una storia di fantasmi, solo 2 finiranno effettivamente per produrre qualcosa, perché i celebri poeti, ovvero Byron e Shelley, decideranno che questa sfida non è alla loro altezza e soprattutto non desiderano scrivere in prosa, essendo loro appunto dei poeti. Dunque solo Mary e Polidori saranno in grado di completare l'opera. È interessante notare come sia The Vampire che Frankenstein saranno 2 pietre miliari del genere gotico horror e porteranno grande ispirazione agli scrittori che verranno dopo di loro. Tant'è che sia il vampiro che lo scienziato pazzo sono 2, diciamo, archetipi in qualche modo, 2 personaggi che ritornano spesso anche nell'horror moderno. Non parlo solo di horror letterario, ma anche di horror cinematografico. Tuttavia, non è un compito così facile quello di scrivere queste storie. E infatti Mary improvvisamente si trova a essere vittima di una sorta di blocco dello scrittore. E questo ci riporta nel suo diario. I was asked each morning, and each morning I was forced to reply with a mortifying negative.
Quindi ogni mattina mi veniva chiesto se avessi scritto e ogni mattina ero mortificata e ero costretta a negare. Ci vorrà un ultimo ingrediente per spingere Mary nella giusta direzione e farle avere l'idea che poi sarà il fondamento di Frankenstein. Ma lasciamo un momento ferma questa questione e parliamo invece di quello che produrrà Polidori. Polidori, ricordiamolo, aveva avuto inizialmente un'impressione molto positiva di Byron, ma questa impressione positiva iniziale, dovuta soprattutto alla grande fama che circondava Byron, questo alone di eroismo e il grande interesse che il pubblico provava per lui, si trasforma ben presto in disprezzo. Perché Polidori all'inizio sognava ovviamente di impressionare il grande poeta, di diventarne amico, di trovare in qualche modo nel suo idolo un appoggio per portare avanti le sue velleità letterarie. Polidori era comunque imparentato con quello che era stato il segretario di Alfieri, per cui era una famiglia, la sua, che aveva già in qualche modo un certo rapporto con la letteratura. Tuttavia, Byron disprezzava Polidori sia come autore che come amico e in società cominciò addirittura a umiliarlo, riferendosi a lui con dei soprannomi, dei nomignoli veramente molto pesanti, come ad esempio il povero Polidori o Polidori. E questo atteggiamento ovviamente abbatte moltissimo Polidori, che cominciò a provare un odio feroce verso la persona di cui era il medico curante. È chiara quindi l'ispirazione di Polidori nel tratteggiare il protagonista di questo racconto breve. Polidori traccia il ritratto di un vampiro aristocratico, elegante, ma assolutamente amorale. Il suo nome è Lord Ruthven e anche questo nome non è casuale, in quanto era già stato utilizzato da Lady Caroline Lamb, che era una scrittrice occasionale, ma molto più importante, era una delle amanti deluse e risentite di Byron, e non fu certamente un caso che Polidori recuperasse questo nome per il suo protagonista demoniaco. Polidori chiaramente non menziona mai Byron direttamente, ma è chiaro che nel ritratto di questo vampiro si riflette molto bene l'immagine del poeta e che fosse assolutamente ben riconoscibile per i suoi contemporanei. Leggiamo ad esempio questo estratto che ho preso da The Vampire. Audrey però osservò anche che Lord Ruthven non alleviava mai gli stenti dei virtuosi, ridotto all'indigenza per cattiva sorte, che congedava senza ascoltarli sbeffeggiandoli. Quindi abbiamo un aristocratico che si fa beffe dei poveri che sono appunto ridotti in miseria non a causa di loro crimini o di loro negligenze, ma proprio solo a causa della cattiva sorte. Eppure, quando qualcuno si rivolgeva a lui non per rimediare ai propri bisogni, ma per sprofondare nella lussuria o nelle peggiori depravazioni, Lord Ruthven non gli negava mai il suo aiuto. Quindi vedete che qui Polidori in qualche modo cerca di vendicarsi dell'uomo che lo aveva così maltrattato. Quello che fa un po' sorridere è che, come vedete dal frontespizio che ho inserito nella slide, purtroppo gli editori, per cercare di vendere più copie di questo racconto, lo attribuirono a Lord Byron, nonostante non fosse chiaramente opera sua. E quindi inizialmente apparve il nome di Byron e addirittura il suo ritratto sulla copertina. Polidori ne fu devastato, Byron non ne fu assolutamente felice perché la considerava un'opera da poco e quindi ci fu uno scandalo per cui Byron immediatamente scrisse, insomma, per rifugire la paternità di questo testo. Proseguiamo con un incubo, che è l'ultimo degli ingredienti mancanti. Vedete che ho scelto per introdurre questo argomento un'opera molto conosciuta, L'incubo del Nightmare, di un pittore
svizzero. Questo legame con la Svizzera non è l'unico che in realtà lega Mary Shelley a Fuseli e vi racconto il perché. Questo dipinto fu esposto per la prima volta nel 1782 alla Royal Academy di Londra, dove suscitò un grande interesse, al punto che fu poi accompagnato da una serie di versi di Erasmus Darwin. Ricordate che l'abbiamo menzionato quando abbiamo parlato del galvanismo. Darwin era uno dei naturalisti interessati a questo fenomeno di in qualche modo conduzione elettrica, di uso dell'elettricità per rianimare i cadaveri. Era il nonno di quello che sarà Darwin, l'autore dell'evoluzione della specie, della teoria dell'evoluzione. Ad ogni modo, Darwin, che era anche poeta e scrittore, scrisse dei versi per accompagnare questo dipinto. Ma quello che ci interessa è che nel 1792, ovvero 10 anni dopo, Henry Fuseli e Mary Wollstonecraft, la madre di Mary Shelley, si trovarono coinvolti in una storia molto strana, in quanto divennero amanti, soprattutto Mary era incredibilmente innamorata di Fuseli e per quanto questo amore a quanto pare fosse prevalentemente platonico. E quando Fuseli si sposò, era così disperata dal pensiero di perderlo che addirittura gli propose un ménage à trois, una proposta che Fuseli trovò molto bizzarra e rifiutò in quanto desiderava semplicemente stare con la moglie peraltro era anche molto gelosa, però Mary Wollstonecraft era convinta che loro fossero fatti per stare assieme, fossero anime gemelle, e sosteneva che appunto essendo loro un amore innocente, non fisico, vivere assieme non sarebbe dovuto essere un problema neanche per la moglie di Fuseli. Chiaramente Fuseli dovette porre fine alla loro strana, mai consumata relazione e è interessante notare come poi questa sua opera si lega molto a quanto Mary scriverà all'interno di Frankenstein. Perché un incubo, dicevamo? Perché un incubo è quello che dà a Mary l'idea per scrivere Frankenstein. I saw with shut-eye but acute mental vision, I saw the pale student of unhallowed hearts, kneeling beside the thing he had put together. I saw the hideous phantasm of a man stretched out, and then of the working on some powerful engine showed signs of life and stir with an uneasy, half-vital motion. Quindi vidi con gli occhi chiusi ma con un'acuta visione mentale il pallido studente delle arti proibite inginocchiato di fronte alla cosa che aveva messo assieme. E vidi la forma orribile di un uomo disteso e poi grazie all'opera di qualche potente strumento lo vidi dar segni di vita e agitarsi con un penoso moto semivitale. Qui vediamo appunto la descrizione di questo incubo che Mary ha in una delle notti appunto in cui si trova vicino a Ginevra e questo è l'ispirazione per la storia che poi lei andrà a scrivere. È sicuramente un sogno ispirato da quei racconti e da quelle impressioni e discorsi sul galvanismo che erano stati al centro delle discussioni a Villa Diodati nei giorni precedenti. Nasce sicuramente anche dalle suggestioni delle storie di fantasmi che Mary e gli altri avevano letto tutti assieme ed è uno di quei casi in letteratura in cui appunto è un sogno dar vita a una storia. Questo avverrà anche successivamente ed era avvenuto anche precedentemente, ma è interessante notare come un altro grande romanzo gotico, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde di Stevenson, nascerà proprio da un altro incubo. Anche Stevenson ha un incubo terribile in cui sogna questo doppio e userà questa ispirazione per creare un altro grande esempio di romanzo gotico, in questo caso gotico vittoriano. E vediamo che anche in Frankenstein, il libro, torna il tema del sogno e dell'incubo. Mi svegliai con orrore. La fronte era madida di sudore freddo.
i denti battevano e le mie membra erano in preda alle convulsioni. Allora, alla luce pallida e gialla della luna che penetrava attraverso l'imposto della finestra, vidi lo sventurato, il miserabile mostro che avevo creato. Alzò la cortina del letto e i suoi occhi, se occhi si possono chiamare, erano fissi su di me. Qui abbiamo il protagonista di Frankenstein, quindi Victor Frankenstein, che si sveglia e scopre che la sua creatura, il mostro da lui creato, lo sta osservando. Quindi abbiamo un nuovo riferimento agli incubi che ritorna all'interno del testo stesso. È interessante notare anche come questa descrizione, sempre presente in Frankenstein, della fidanzata di Victor trovata morta, si possa facilmente riferire a quest'altra opera sempre di Fuseli, un'altra versione di The Nightmare, più semplice, possiamo dire anche come diciamo gamma cromatica, che però ben si accosta a questo passo. She was there, lifeless and inanimate, thrown across the bed, her head hanging down, and her pale and distorted features half covered by her hair. Everywhere I turn, I see the same figure, her bloodless arms and relaxed form flung by the murderer on its bridal bier. Vedete che qui abbiamo proprio una descrizione calzante rispetto al dipinto con questa figura femminile dal volto semicoperto dai capelli, le braccia pallidissime, prive di sangue, appunto dice, diciamo lasciate ricadere, una forma rilassata, e in qualche modo ritroviamo ancora un altro collegamento fra questo pittore molto gotico e Mary Shelley, che appunto erano in qualche modo uniti a doppio filo sia per via del rapporto della madre di Mary con Fuseli, che dalla location svizzera in qualche modo, che dall'anima molto gotica dei dipinti di Fuseli, che ritorna poi in The Modern Prometheus in Frankenstein. Ecco quindi che abbiamo concluso un po' la nostra timeline, abbiamo appunto la pubblicazione di Frankenstein nel 1818. Interessante notare che un po' come accadde al povero Polidori, anche Mary inizialmente vide la sua opera attribuita a qualcun altro, e in questo caso al marito Percy, che aveva firmato appunto una prefazione. Il romanzo inizialmente fu pubblicato in forma anonima, ma la maggior parte dei critici immediatamente lo attribuì a Shelley Percy, non Shelley Mary. Fortunatamente le edizioni successive furono appunto firmate dall'autrice, quindi le venne riconosciuta la paternità dell'opera, però in qualche modo anche qui abbiamo un altro parallelismo tra Mary e Polidori. Barca con la Picco, muore con due amici, e vi racconto solo quest'ultima, diciamo, gotica vicenda di Mary Shelley, poi la chiudo. Il corpo viene ritrovato giorni dopo, levemente sfigurato, tant'è che viene riconosciuto dagli amici di Mary, non di Shelley, non da Mary, solo per i vestiti e per il fatto che aveva con sé le poesie di Keats nella tasca, quindi viene riconosciuto dagli effetti personali. Viene messo, diciamo, viene seppellito brevemente, ma poi viene cremato in una cerimonia, in qualche modo, che ricorda in qualche modo i fasti classici, i riti di morte tradizionali. Viene bruciato su una pira, che abbiamo la visione di Fournier dei funerali di Shelley, e riconoscerete forse lì il Lord Byron solitario che era presente ai funerali, perché anche lui lì in Italia, in realtà lui stava più che altro a Venezia, non tanto in Toscana, ma viene richiamato da questo avvenimento. E nonostante fosse chiaramente una decisione romantica, era anche una cosa pratica, in quanto ai tempi, per le leggi italiane sulla quarantena e sui corpi, veniva imposta la cremazione in certi casi, soprattutto per i corpi degli annegati, che sono poi riesumati. Ma ci sono dei particolari molto gotici in questo funerale. Prima cosa, Edward Trelawney ci racconta che Byron chiese di preservare il teschio di Shelley per tenerselo, ma
l'amico dice ma anche no, perché ti ho già visto bere da un teschio e non vorrei che questo fosse profanato nella stessa maniera, perché ovviamente Byron non poteva diventare peggio ai nostri occhi di come già era, e invece no. Ma non è l'unica, diciamo, cosa folle. Il cuore di Percy si preserva. Si dice che fosse per via della tubercolosi che l'aveva come reso solido in qualche modo. In ogni caso, dalla pira il cuore viene estratto a mano da questo suo amico, che si brucia completamente le mani e rischia anche di essere imprigionato perché viola le leggi sulla quarantena dei corpi che non andavano toccati per ovvie ragioni, e descrive questa scena orribile di cervelli che ribollono nel cranio e di lui che si infila le mani nella cassa toracica dell'amico per estrarre questo cuore, che è come di pietra, un cuore pietrificato in qualche modo. Cosa succede agli altri nostri eroi? William, il bambino di cui vi dicevo, muore. Polidori si suicida nel 1821, Percy annega nel 22. Byron strappa una bambina che ha avuto con la sorellastra di Mary alla madre, la bambina muore in un convento lontano dalla madre e Byron stesso muore nel 24 in Grecia. Solo Mary e sua sorella arrivano almeno ai 50 anni di tutti i presenti in quell'estate senza estate, l'anno senza estate. E Mary è disperata perché è morto l'amore della sua vita, nonostante tradimenti, peripezie, disastri, la sorella come terzo incomodo, non importa, per lei Percy era tutto. E quindi lei addirittura si sente di volersi suicidare, e l'unico motivo per cui non si suicida è che ha un bambino e dice lui mi tiene incatenata qui, perché io vorrei raggiungere il mio amato. Molto romantico, molto gotico, al punto che quando Mary muore, il figlio Percy Florence Shelley, chiamato come il padre di Florence perché nasce a Firenze, cosa ritrova in un cassetto a casa della madre? Il cuore! Guardate quel cuore pietrificato che l'amico aveva sottratto alla carcassa fumante, quello lo ritrova avvolto nella seta e nelle pagine dell'ultimo poema di Shelley. Rimane ancora un poco, parlami ancora una volta, baciami, così a lungo può vivere un bacio, nel mio petto senza più un cuore, nella mia mente bruciante, quella parola, quel bacio, faranno rivivere tutti i pensieri e con il cibo della più triste memoria li terranno in vita ora che tu sei morto. Questo è l'ultimo poema di Shelley, prima della sua morte scritto, e quello che a me inquieta un pochino è il riferimento alla mente bruciante, il cervello che ribolle, e il petto senza più un cuore. E questo lo scrisse in onore di Keats, che era morto prima di lui. E qui chiudiamo la nostra gotica avventura, perché questa era l'ultima slide. Spero di avervi raccontato qualcosa che non sapevate. Sordidi di solito io li risparmio. Noi ci concentriamo sull'analisi del testo, tutte le cose noiose, queste cose divertenti le dico solo voi. Comunque ora, ormai vi ritrovate in cena senza sapere di cosa parlare, potete parlare del cuore di Percy Shelley, delle scappatelle di Lord Byron, del povero Polidori. Lo chiamava Pollidori per prenderlo in giro, era veramente malvagissimo. Ecco, se dovete imparare una lezione da questa serata, l'eroe byroniano va indicato a tutti i costi. Bene, grazie mille.